Castellammare, Don Carlo Misilmeri. Un buon pomeriggio amici di Sportisir, un saluto dal vostro Marco Gendusso che oggi vi racconterà questa sfida, ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A. Si è salvata quella squadra di casa con Roduggia che aveva fatto questa volta una buonissima pressione perché quasi gli rubava il tempo e poi gli si sarebbe trovato soltanto davanti a Di Paola, poi sarebbe stato un 1 contro 1. Non è mai scontato dire facile, però la Vardera, palla a rimorchio per Pellegrino, scivolata di Messina perfetta, poi conclusione di Romano, la blocca, distende Di Paola senza problemi, marcatore che è Tarantino. Adesso si gioca con Romano che va dentro per Costantino, non trova la porta ma aveva staccato benissimo l'ex Palermo Primavera. La palla viene lasciata all'Iverso Messina, qui forse ci stava un calcio di punizione. Messina, buon lavoro, adesso cambia gioco dalle parti di Tarantino che guarda l'area di rigore, cerca il traversone, la palla è in porta, brutto errore di Di Salvo ed è vantaggio Castellammare con il gol da parte di Tarantino, un cross diventato un tiro, fatto sta che il risultato si sblocca 1-0. Poteva mettere anche in netta difficoltà Di Salvo che però è andato giù con i tempi giusti e ha bloccato questo pallone senza però problemi. Adesso va a lungo col mancino a cercare la torre di Roduggia, non la prende, palla che rimbalza, Pellegrino, Roduggia aggancia, calcia per la parata, poi la Marghera e si divora il gol, ma era a posizione di fuori gioco, però è quello che deve fare il Don Carlo Misilmeri adesso. Poi va giù Capozzucchi del rosso per Terranova, non abbiamo visto però il motivo. Di Salvo è decisamente infuriato, adesso c'è una mischia, stavamo completamente guardando altro, ovvero la rimessa da parte di Di Paola, però adesso cartellino rosso perché non c'è bisogno di uscire il cartellino giallo e dunque si riparte con un semplice calcio di punizione. Palla attraverso il totale di rigore per Riccioli, la aggancia, la volta la Riccioli ed è calcio di rigore centrale, chissà, vediamo Cerniglia sul punto di battuta dal dischetto, il capitano Stefano Cerniglia contro Di Paola, fischi da parte del pubblico di casa, va Cerniglia sotto la traversa ed è pareggio 1-1, la ripresa in Don Carlo Misilmeri. Cerniglia, buon lavoro, larga dall'altra parte verso la Vardera che non ha attaccato con tanta costanza quest'oggi, adesso lo fa, crossa dentro, testa tutta la Riccioli, mettito Tripoli e segna Tripoli, palla dentro di Riccioli, arriva il gol dell'1-2, entra tutta la panchina in campo, esultano tutti ed è 1-2. Corre il cronometro, minuto 94 adesso, manca sempre meno, palla dentro, allontanata da Riccioli, vediamo quanto manca, perché non abbiamo capito quanto abbia dato il direttore di gara. Palla dentro di testa, poi sbuca Tarantino, palla dentro, palla che rimane lì, allontana dopo un flipper dentro l'area di rigore. Tripoli per Riccioli, c'è la Vardera, un 2 contro 1, poi il pallonetto, la Vardera! E qui la Vardera fa qualcosa di incomprensibile perché poteva sicuramente chiudere il match sul 3-1 con Riccioli vicino a lui e fare uno dei più facili gol di questo campionato, ma così non è stato. Misilmeri ci crede, il Castellammare deve farlo perché è una squadra che ha giocato comunque alla pari del Don Carlo Misilmeri e nel primo tempo anche nettamente meglio. Di Paola va a lungo a cercare la torre di Caronia, non la tocca bene, poi Tripoli e va bene così perché finisce la partita, vince il Don Carlo Misilmeri che continua a sognare le posizioni più alte in classifica e vince con il risultato di 1-2 in casa di un ottimo Castellammare che si becca oggi la prima sconfitta in campionato tra le mura amiche.